Il prossimo campionato di Serie D, e vale per tutti i gironi nazionali, avranno inizio ufficialmente domenica 3 settembre e termineranno il 5 maggio del 2024. Da questo 1° luglio invece parte il calciomercato estivo che terminerà giovedì 31 agosto oppure venerdì 1 settembre, mentre quello invernale riaprirà ufficialmente martedì 2 gennaio del 24 e si concluderà il 31 di gennaio, sempre dello stesso anno. In Casacregas, in attesa del ritiro precampionato, programmato per lunedì 24 luglio, si sta badando a completare la nuova dirigenza, con i nuovi innesti nei vari settori, dopo il match analyst Giuseppe Caserta, Giovanna Chimento club manager, Stefano Frassetto responsabile dell'area sanitaria, Giuseppe Lopresti responsabile dell'area scouting, Matteo Colucci uomini immagine. Nel mondo si registra invece l'arrivo di un nuovo segretario di provata esperienza maturata con la società nissena della Sangataldese. Si chiama Flavio Bellomo ed è palermitano puro sangue. Inoltre Cristiano Modestino sarà il nuovo fisioterapista dell'Acregas. È laureato in scienze motorie, è specializzato in recupero infortuni massoterapia. E poi ci sarà anche Marta Passarello che si occuperà delle public relation della società biancazzurra. Michele Gioacchino Gallo invece sarà il nuovo preparatore atletico. Preparatore dei portieri sarà Daniele Indelicato, ex biancazzurro con svariate esperienze negli Emirati Arabi. Della vecchia guardia conferme per Gaetano Di Caro, segretario delle giovanili. Francesco Nobile farà parte ancora dello staff tecnico. Per quanto riguarda i componenti della nuova rosa, gli unici ufficializzati a disposizione del tecnico Coppa sono al momento, oltre Alfonso Cipolla, che è stato riconfermato, l'ex etneo attaccante giapponese classe 88 Takayuki Morimoto, che dovrebbe arrivare tra qualche settimana, il fantasista Mauro Veneroso, classe 96, ex Sangataldese, il difensore di origine argentina Ramiro Elceverria, classe 96, la scorsa stagione in forza Città di Taormina, ed in queste ultime ore si è chiuso con un giovane di prospettiva proveniente dalla cantera della Sampdoria. Si tratta di Gabriele Marrale, genovese di nascita, classe 2002, esterno offensivo di ruolo attaccante e giostra da esterno sinistro, ma all'occorrenza può anche ricoprire il ruolo di punta centrale. Molte altre trattative sono in corso, mentre si defilano alcuni leader della scorsa stagione. Come Desiderio Garufo, transitato nella vicina Favara, Semensin, Pavisic, Mansur, Neri e Barrera. Tutti, sono Gabriele Marrale, nuovo giocatore dell'Agragas. Sono molto felice di far parte di questa piazza storica e ringrazio la società per avermi dato questa opportunità. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e mando un grosso saluto, un grosso abbraccio a tutti i tifosi dell'Agragas e a tutta Agrigento. Ci vediamo presto.